Le eccellenze dell'artigianato made in Italy, quali il merletto di Burano e il vetro di Murano, potranno essere riconosciute come indicazioni geografiche protette in tutta l'Unione Europea. Nel corso della riunione di questa settimana del Consiglio Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori, gli Stati membri hanno infatti dato il via libera definitivo al regolamento che introduce un sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. La battaglia in difesa del Made in Italy ha visto impegnata l'onorevole Rosanna Conte fin dall'inizio del suo mandato in Parlamento europeo, in stretto contatto con il territorio, la Regione Veneto e le varie organizzazioni dei settori coinvolti. Per salvaguardare le eccellenze di Burano e Murano è stato essenziale il lavoro svolto con l'assessore comunale di Venezia, Sebastiano Costalonga, con cui si è portata avanti un'azione congiunta che ha dato i risultati voluti. Unica eurodeputata veneziana, non può che essere soddisfatta che sia stato adottato un ulteriore strumento valido per l'Unione Europea per la tutela di queste produzioni locali, basate sull'artigianalità e sulla creazione artistica, troppo spesso soggette a copie e imitazioni che ne danneggiano l'immagine e ingannano il consumatore. L'onorevole conclude sostenendo che si tratta di settori per i quali è fondamentale assicurare una continuità attraverso l'agevolazione e la formazione di figure professionali, quali merlettai e vetrai, in grado di imparare e tramandare a loro volta questi mestieri storici e tradizionali che altrimenti potrebbero andare persi in breve tempo. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.